Pensiero del giorno, domenica 15 giugno, Dio è amore. L'essenziale oggi, quando Papa Paolo VI commentò il credo, fece due affermazioni che ebbero un eco particolare nei nostri cuori. Parlando di Dio, disse: Egli è colui che è ed è amore. E tra le caratteristiche di Cristo ha ricordato che ci ha dato il suo nuovo comandamento di amarci gli uni agli altri come Lui ci ha amato. La parola amore esprime l'essenza di Dio e il comandamento dell'amore riassume i desideri di Cristo. Una cosa è sapere che possiamo rivolgerci a un essere che esiste, che ha misericordia di noi e che ha pagato per i nostri peccati, ma un'altra è vivere e sentirci al centro delle predilezioni di Dio, lasciando di conseguenza da parte ogni paura contenitiva, ogni solitudine, ogni senso di orfanità e ogni incertezza. Infinitamente più forte è l'esperienza del cristiano quando comprende più profondamente la verità che Dio è amore. Dio amore, credere nel suo amore, rispondere al suo amore amando, sono i grandi imperativi di oggi. È la cosa essenziale che la generazione di oggi si aspetta. Senza di essa il mondo rischia di correre fino a deragliare come un treno. Scoprire, o meglio riscoprire, che Dio è amore è la più grande avventura dell'uomo moderno. Chiara Lubick, La dottrina spirituale, Cittanuova, editrice. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita, giugno 2025. Voi stessi date loro da mangiare. Vangelo di Luca, capitolo 9, versetto 13.